attive gratuite del vostro Marietto Veneziano. Cerchiamo, mentre aspettiamo gli amici che si collegano, posiziono il video nei vari gruppi e se ci riesco vediamo un po' come poter fare per dare la possibilità a più persone di vedere queste sibille interattive e nello stesso tempo aspettiamo anche chi si collega, perché è una news ogni tanto quando il Marietto ha la possibilità, chiaramente si propone anche in momenti in cui non è atteso. Allora, vediamo un po', copio il link e mettiamolo nei vari gruppi. Intanto, se volete fare una domanda, vi ricordo nome e data di nascita. Vediamo un po', intanto, posiziono, dovete avere un po' di pazienza, così che il vostro Marietto si posiziona nei vari gruppi e aspettiamo. Vi ricordo che se volete fare una domanda con le sibille interattive, nome e data di nascita. Voilà, adesso mettiamola nei casti, un attimino di pazienza, vediamo un po' se ci sono domande dei nostri amici, non ancora, mi raccomando, nome e data di nascita e poi una domanda che abbia un senso. Vediamo un po', mettiamola ancora negli altri gruppi. Purtroppo il computer è lento mentre aspettiamo. Cartomanzia, vediamo un po', bisogna avere un po' di pazienza. Voilà, vediamo un po' ancora. Nessun commento ancora, intanto il vostro Marietto aspetta e posiziona i vari gruppi. Vediamo un po', il benessere, e bisogna avere pazienza perché adesso sto linkando nei vari gruppi le varie possibilità. Bene, ancora andiamo nei altri gruppi. Voilà. La rete è lenta purtroppo, però è lenta oggi, è un po' lentina. Caspita, sei lenta, vedete un po' che e ora ecco qua posizionato. Bene cari amici, quindi se volete fare delle domande alle sibille interattive del vostro Marietto, il vostro Marietto è qui. Nel frattempo che aspettiamo, gli amici che si collegano, spiego un circuito radionico. Che trovate nel sito del Capitano, che è questo qua. Questo qui è un circuito importante, lo vedete? Questo qua è un circuito importante, ci ha Assunta, grazie per aver fatto la domanda. Prima spiego questo circuito e dopo rispondo alla tua domanda con le sibille interattive. Allora, vedete, questo è un circuito che trovate sul sito del Capitano, è gratuito, vedete che c'è questa pila e questo scaricatore energetico. Bene, qui dentro dovete mettere la vostra foto o il vostro nome e cognome scritto su un foglietto e lasciarlo massimo un mese. Eventualmente chiedete al vostro quadrante radiostesico il tempo che ci vuole per lasciarlo sopra. Vi ricordo anche che è gratuito il sito del Capitano. Nel sito del Capitano c'è anche una sezione shop se qualcuno vuole acquistare dei prodotti esoterici. Nel frattempo che stiamo aspettando i nostri amici, vi ricordo anche che ci sono due gruppi, i casti sacerdotali e Radianica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, che sono gruppi fondati dal Marietto Veneziano e dai legati. Bene, passiamo allora alla domandina. Ricordatevi che se volete un po' di energia, questo circuito vi ricarica le pile eteriche e scarica le vie, le energie negative. Bene, andiamo avanti con l'Assunta, che dice:
Buongiorno Marietta, vorrei chiedere se prenderò servizio per la scuola come ATA o docente assunta alle 73. Allora, ATA cosa sarebbe assunta? Perché non so cosa vorrebbe dire ATA o docente, non so. Se sei ancora in diretta, puoi dirmi che cosa vuol dire ATA? Tanto il vostro Marietto mischia le civile, Comunque, vediamo un po' se sarà assunta nel frattempo. Collaboratore scolastico, ok, perfetto. Vediamo un po' se assunta assunta verrà chiamata come collaboratore scolastico o docente. Vediamo un po' cosa ci dicono le civile. Allora, il taglio è un taglio un pochettino, insomma, assunta, è un taglio un pochettino difficile perché, vedi, ci sono due sibille pesanti che fanno capire che c'è qualcuno che dice cose che non sono vere o è nervoso e c'è qualcuno che vuole fare qualcosa di nascosto. Cioè, quindi si capisce che questo posto è ambito e c'è una lotta in cui c'è gente che lavora di nascosto dietro le quinte e vediamo che dice anche cose che non sono realistiche. Quindi il taglio è un taglio pesante, non è come si dice, una cosa facile che avvenga. Vediamo un po' il resto. 1, 2, 3, 4, 5. E vedo che sospiri, vedo che... Guarda, assunta, la situazione è un po' così. Nel passato ci hai sperato molto in questa soluzione, in questa possibilità di, di lavoro, no? E hai ricevuto delle informazioni o praticamente delle lettere anche ufficiali, insomma ti sei impegnata molto perché vedi Speranza, Stanza e via dicendo. E però purtroppo c'è stato un cambiamento, cioè molto probabilmente qualcuno ha promosso questa idea che tu possa avere questa attività, però poi c'è stato qualcuno che dietro le quinte ha frenato un po' e ha in un certo senso messo il bastone fra le ruote. Questa è la linea del passato. Quindi il passato, insomma, tu eri molto speranzosa, ma poi vedo che la situazione si è un po' bloccata. Nella linea del presente, io vedo che tu ti sei impegnata molto, vedi il militare, però vedi questo posto un po' lontano, un po' come se fosse eh, che lo stai perdendo, non hai più quella fiducia per il contratto. Vedo che nel presente non sarà facile che tu possa agguantare questo posto, questa attività. Questa attività, adesso io parlo in linea generale, no? Perché non ho grandi appigli energetici, però vedo che nella linea presente sospiri, tu che piangi per questo contratto, perché c'è stato qualcosa a livello segreto che insomma c'è stato dietro le quinte un lavorio per poterti togliere e vedo che piangerai. Però per il futuro io vedo che tu sarai speranzosa, che le cose si risolvono e vedo che avrai un blocco per raggiungere il tuo obiettivo. Però alla fine, mi sai, o tu hai già fatto questo lavoro, questa attività o qualcosa di simile, e vedo che però c'è la possibilità di un ritorno a questa attività. Non so se è collaboratrice scolastica o docente, però vedo che questo blocco adesso e anche nei prossimi mesi avrai questo freno, no? Però non è un freno definitivo perché poi nel futuro vedi la riunione, l'omaggio preziosi e le allegre di cuore sono carte estremamente positive che indicano che molto probabilmente accederai alla possibilità di lavorare in questo settore. Però ti dico, adesso per il momento
non vedo grandi sbocchi. In futuro però tu non perderai mai la tua carica di positività, ma ci sarà anche un freno. E poi vedo che si sblocca qualcosa. Attenzione però, attenzione perché il finale è così, vedi? Denaro, bambino, e ti vedo un po' malinconica, non so, perché questo è l'esito finale, no? Sembra che la cosa, l'attività tu la raggiunga nel futuro prossimo, no? Però nasceranno delle problematiche che ti lasceranno, delle problematiche nuove, vedi, bambino, giovane fanciullo, che ti lasceranno forse un pochettino delusa per questioni di retribuzione, cioè nel senso che molto probabilmente questo contratto sarà un contratto che ti lascerà un po' di amaro in bocca perché sono cose nuove che a livello finanziario non conoscevi. Quindi l'esito fa capire che ci sarà, no, questo avvicinamento, questo lavoro o queste possibilità, però vedo che non è per domani, sarà un lavoro che arriverà adagio o con fatica. Certamente sei una persona valida, vedo che nel passato eri molto speranzosa, però purtroppo la situazione andrà in quella direzione. Adesso, visto che abbiamo anche la possibilità di guardare col pendolino, vediamo se questo lavoro che arriverà sarà positivo. Guardiamo un po', vediamo un po', se questo lavoro per la nostra assunta sarà positivo. Beh, diciamo che, vedi, col pendolino si vede che questa attività prenderà, vedi, sarà tutto sommato discreto, quindi sicuramente avrai nel futuro non prossimissimo, ma diciamo che avrai delle soddisfazioni e per te sarà un lavoro discreto. Certo, attenzione però che chiaramente ci sarà qualcuno che te lo vorrà portare via. Bene, andiamo alla prossima. Allora, Carmela, ciao, posso sapere se vedi una frequentazione fra Carmela del 92 e Rocco dell'85? Grazie, buona giornata. Bene, allora la domanda è così. La nostra Carmela chiede se del 92 avrà una frequentazione con il, come si chiama? Rocco dell'85. Saluta anche Elisabetta Re. Allora, vediamo un po' la nostra Carmela, mischiamo le nostre sibille e vediamo se fra Rocco, la nostra amicizia Carmela e Rocco, vediamo se ci sarà una frequentazione. Voilà, mischiamo bene e vediamo un po' se ci sarà questa frequentazione. Oh là là, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' questa frequentazione se ci sarà. Allora, vedo che c'è, vedo che insomma, vedo che la situazione è un pochettino, Carmine, un pochettino direi pesante, perché si cerca di mettere un cerotto, un aiuto, e vedo che sei malinconica, vedo che la voglia c'è anche l'entusiasmo di metterci un cerotto, c'è qualcuno che potrebbe aiutarti e quindi fa capire che la tua volontà è forte, però attenzione, come si suol dire, non attenzione, diciamo che questa persona che ti aiuterà, o potresti essere tu che usi dei mezzi modello, non so, circuiti radionici, quadranti radiostesici, questa forza, diciamo così, ti vuole dare una mano. Quindi tu che sei malinconica e per incontrare questo Rocco c'è appunto una forza che ti darà una mano. Ma attenzione, vediamo un po' cosa ci raccontano le sibille. Passato, presente. Vi ricordo che venerdì sera il De Garda alle 21:30 nel suo canale per le sibille interattive gratuite. Bene, guardiamo un po' qua. Cosa ci dicono le sibille per la nostra
amicizia. Io vedo che hai ricevuto dei messaggi, delle comunicazioni, però c'erano delle cose, questa è la linea passata, questa è la linea passata, che non erano realistiche. C'era qualcosina detta fra le righe che, vedi, il gatto è sempre una sibilla un pochettino bugiardella, no? Quindi hai ricevuto delle notizie che non erano tanto realistiche, un pochettino fantasiose. Poi vedo che questa vecchia signora sembra quasi una persona che tu conoscevi già, con cui tu hai avuto un rapporto e avevate una bella comunicazione, fra le 8 cerchia di amicizie c'era questa comunicazione con questa persona più grande. E vediamo giovane fanciulla, che potresti essere tu, perché chiaramente io non conoscendo granché di voi, no, posso immaginare che questa giovane fanciulla, visto che tu sei più giovane, quindi è possibile che tu abbia già avuto magari uno scambio con le vostre amicizie, nel vostro gruppo, nel vostro cerchio. Però nel presente io vedo che c'è grande volontà, però ci sono dei blocchi, vedi? Morte, funerale e un'amicizia che sembra che ti voglia aiutare. Quindi nel presente sembra che la cosa non si capisce bene se è lui che vuole incontrarti o un'altra persona più giovane che vuole incontrarti. E però vedo che c'è un blocco, quindi ipotizziamo che sia lui, vedo che c'è, vedi, due situazioni difficili che lui vorrebbe, è molto motivato, e poi vediamo anche un'amica che vorrebbe o vi ascolta o ascolta lui, no? Però vedo che questa amica è un grande punto di domanda, o lui cerca amicizia, no? Però io vedo che lui è motivato fondamentalmente, però queste due sibille ci stanno a indicare che nella linea presente sembra che ci sia un blocco o che lui non stia bene dentro, perché o vorrebbe da te un'amicizia o una donna lo sta ascoltando per il suo dolore che ha dentro. Lui però, ripeto, se è lui questa carta qui, perché non conoscendo niente di te, vedo che è motivato, cioè non è spento, però purtroppo ci sono delle problematiche dietro le quinte che molto probabilmente non si conoscono. Ma adesso il futuro per voi due com'è? Io vedo che ci sarà un colpo di fortuna che vi toccherà, però c'è qualcuno che vi spia, attenzione, ed è un uomo, e vi spia di nascosto. Quindi, diciamo, lui in questo momento è una stase, è una situazione veramente difficile, no? E vedo che c'è anche qualcuno che vi spia di nascosto, vorrebbe rubarvi la vostra intimità. Però tu sei una donna forte, molto forte, potente, speranzosa, anche esuberante, e vedo che però ci sono dei blocchi. In sintesi, sembra che ogni volta che ci sia uno spiraglio, vedi qui, ci sono 3 spiragli, ogni volta c'è un blocco che compare all'improvviso. E il finale, l'esito cosa dice? Che ci saranno ancora gente che dirà cose che non sono vere e in futuro ci potrebbe essere un cambiamento positivo. Vedi, messaggero, viaggio, potrebbe essere un viaggio che fate assieme oppure che ci sarà delle notizie importanti, però vedi che c'è sempre qualcuno che la vostra unione, il vostro incontro, la vostra solidità la mina, vedi qua, gente che vi spia, che vi vuole rubare, qui morte, gente che lo fa sentire male, qui anche tu che sei esuberante, speranzoso, ma ancora un blocco importante. Quindi diciamo che molto probabilmente in futuro ci sarà qualcosa, ma non è per domani, e anche se dovesse essere, direi che ci sono delle problematiche portate da altri. Allora, quindi, vediamo un po' come andrà alla fine col circuito radionico per valutare il rapporto di coppia, cioè vediamo un po' se alla fine questo incontro, quando ci sarà positivo o negativo. Beh, diciamo che sarà tra l'insufficiente e il sufficiente, questo proprio perché
molto probabilmente ci saranno delle situazioni non volute da voi, ma esterne che influiscono in modo prepotente questa vostra unione. Vediamo un po'. Esatto, sì. Quindi sarà un cosa da lavorare, non sarà per domani, ci sarà sicuramente, ma la frequentazione poi sarà purtroppo inficiata da persone che sono gelose, vi spiano, insomma una cosa del genere. Bene, andiamo avanti. Elisabetta, ciao, buongiorno. Elisabetta, Rele 71, vorrei sapere quali prospettive sul lavoro avrò. Grazie, grazie, grazie. Saluto anche le altre amicizie, Rosetta, Stan Daniela. Bene. Daniela. Allora, va bene, vediamo un po' la nostra Elisabetta Re. Allora, la nostra Elisabetta Re del 71, vorrei sapere quali prospettive sul lavoro avrò. Grazie. Vediamo un po' la nostra Elisabetta. Sibille, ditemi, la nostra Elisabetta, che prospettive avrà sul lavoro? Una domanda, Elisabetta. La domanda sembra, ma attualmente lavori o sei, come si dice, in un lavoro o stai cercando un lavoro? Perché non si capisce bene, almeno io non riesco voglio sapere quali prospettive sul lavoro avrò, grazie. Allora, sul tuo lavoro, Elisabetta, se sei ancora in collegamento, puoi dirmi se stai lavorando o c'è qualche problematica sul lavoro? Non posso scrivere la nostra Elisabetta. Ok, perfetto, così vedo, Elisabetta, vedo un po' l'evoluzione. Allora, Elisabetta dice appunto che ha finito la stagione lavorativa e vediamo un po' se la cosa è bloccata o se c'è qualche. Beh, ci sono. Guarda, questo è un bellissimo taglio, questo è un bellissimo taglio, scusate bevo un po' di tè perché. Allora, questo è un bellissimo taglio perché ci fa capire che sei una donna fortunata. Fortunata e riceverai delle comunicazioni. Bene, abbiamo aperto col botto. Guarda, vediamo un po'. Nel passato vedo che ti sei data da fare, hai avuto anche delle perdite molto probabilmente o potenzialmente sul posto di lavoro di denaro, però vedo che poi hai ricucito, qualcuno ti ha dato una mano per mettere a posto questa cosa qua. Comunque diciamo che sei una persona che si dà molto da fare sul lavoro, ti fai apprezzare, vedi amore, ti piacciono anche dei lavori in un certo senso freschi, nuovi, insomma, non sei una persona che resta lì con le mani in mano, però sembra quasi che con la gelosia e anche una perdita finanziaria sul posto di lavoro, sembra quasi che qualcuno o è successo qualcosa, c'è stata potenzialmente una perdita di entrate, però dopo qualcuno ha ricucito e qualcosina è entrato. Questo è nel passato. Nel presente effettivamente vedi il lavoro, il datore di lavoro, hai parlato o parlerai molto probabilmente con tante persone, con le tue conoscenze, però devi stare attento che c'è gente che dice tutto il contrario di tutto. E sembra quasi, vedi, o è un lavoro che hai già fatto, no? O tu parlerai con vari magari datori di lavoro, no? Che però purtroppo raffredderanno un po' la situazione, Elisabetta, perché vedo che il sacerdote è sempre una situazione un pochettino non certamente brillante, no? Quindi nella linea presente vedo che parlerai con molti datori di lavoro, però molti ti lasceranno un po' freddi. Infatti vedo che sei un po' malinconica, sei un pochettino giù di tono, sei giù di morale, diciamo così, no? A un certo punto, vedi, riceverai nel futuro delle notizie che saranno incoraggianti e tu spererai di fare un lavoro che hai già fatto. Sarà molto probabilmente notizie di un lavoro che hai già fatto e ti trovavi bene, però
non si capisce bene se qualcuno te lo vuole rubare o se è un lavoro non retribuito a livello salariale in un certo senso in nero, cioè nascosto. Però ci sarà, vedi? Quindi adesso no, adesso tu comunichi con molte persone, però la cosa sembra che ti diano delle freddure, infatti non stai bene, no? Sei un po' giù di tono. Poi arriverà una notizia che ti tirerà su di morale e farai un lavoro che hai già fatto, ma attenzione che c'è qualcosa di nascosto in questo lavoro. Il finale com'è? Il finale tornerai a fare un lavoro che hai già fatto, ci saranno sicuramente dei piccoli problemi, ma vedo che poi ti troverai bene. Quindi alla fine penso che ritornerai a fare un lavoro che hai già fatto e che ti trovavi bene sostanzialmente. Certamente non è per domani, per il momento avrai delle risposte un po' freddine, magari da gente che conoscevi già. Vediamo un po', sempre con il nostro circuito, come ti troverai quando andrai nel posto di lavoro. Beh, sarà favorevole, discreto, favorevole. Mm. Quindi Elisabetta devi stare tranquilla che quello con cui tu hai seminato fra un po' raccoglierai. Attenta che ti vogliono rubare molto probabilmente il contratto, ma non ce la faranno. Alla fine farai un lavoro dove sarà favorevole per te. Quindi positiva la cosa. Non per domani però si vede che ci sarà da fare. Dopo la nostra Elisabetta, no, vediamo un po' Stan Daniela. Vorrei sapere se sarà pagato sul lavoro a breve. Allora, vediamo se Stan non ci pagano da 8 mesi. Melanie, si vede che sei nuova. E la saluto prima di tutto e saluto anche Gemma, ma devi scrivere la data di nascita e il nome se vuoi che ti dia una risposta, perché così mi aggancio alla sceneggiatica. La data, vedi, tutti l'hanno scritta e quindi se no non rispondo. Bene, allora, buongiorno, allora, Stan Daniele, allora, ricapitoliamo, la Stan Daniela è da 8 mesi che non prende lo stipendio e vediamo un po' le sibille cosa ci dicono, se a breve ci sarà questo risarcimento. Vediamo un po'. C'è la nostra standanina, diceva, Allora, ma sembra quasi che ci sia qualcuno, vedi l'artista, che non dico che voglia fare il furbetto, però l'artista è sempre uno che cade in piedi, ma a livello economico non è forte, ha qualche piccola problematica e c'è qualche problema sul contratto. Quindi attenzione, vediamo un po', Vediamo un po' se... vedo che è triste la situazione. E allora, vediamo un po' per la nostra amicizia, mettiamola fuori camera. Vedo che nel passato, vedi queste due carte, da lontano sono arrivati i problemi, no? Fino a un certo punto andava bene, poi c'è stato un cambiamento, da lontano è arrivato qualcuno che ha distrutto tutto e in questo momento Daniela ti vedo molto abbattuta, sembra quasi, non si capisce bene se o siete andati per via legale o c'è una freddura, però vedo che effettivamente, vedi questa carta qua, questa Sibilla, sta a indicare che la situazione non è proprio delle più idilliache, vedi? E vedo che c'è da lottare per raggiungere un obiettivo che sembra appunto la soluzione. Non si capisce bene se bisogna prendere un avvocato o un giudice deve entrare in scena o si raffredda la cosa. Quindi sembra che potrebbero darti delle soluzioni, potrebbero darti qualcosa di positivo, però la cosa poi si raffredda. Nel futuro vedo che entra in scena un uomo o un avvocato o un padrone, o insomma una persona importante che cercherà di lavorare per risolvere queste situazioni, ma vedi c'è ancora il blocco, c'è un blocco importante. Poi vedo ancora la fortuna che entra ancora in campo, però ancora
vedi blocchi, no? Qualcuno che vuole rubare, di nascosto vi guarda e ti vedo molto malinconica, quindi non sembra che ci sia una soluzione nel breve termine per queste situazioni di blocco degli stipendi. Ti vedo molto afflitta, ci sarà qualcuno che cercherà di risolvere questa situazione, però anche lui sarà bloccato. Nel futuro come va? Avrete sicuramente modo di dialogare per questa busta paga, però vedi che ti vedo malinconica, però tu sarai una donna forte, non perderai l'entusiasmo e alla fine riuscirai a raggiungere l'obiettivo. Allora, in Sibille parlano per avvenimenti, massimo andiamo in là di un anno, però diciamo così, alla fine il risultato, lo stipendio arriverà, ma non sarà per domani, ci sarà un bel po' da aspettare. Non è mi sa che ancora per qualche mese ci saranno delle problematiche. Stanno cercando di risolverle, però purtroppo la situazione contingente, ci sono anche persone importanti che stanno cercando di tirare fuori queste somme, però purtroppo la situazione non è delle più facili per tutti. Bene, allora, vediamo un po', rispondiamo a Rosetta. Buongiorno, mi puoi guardare la causa perché l'avvocato non lavora? Allora, Rosetta del 52, vediamo un po', intanto salutiamo anche la Melanie e la Marianna. Ciao Marianna, grazie di esserti venuta. Allora, vediamo un po' la nostra Rosetta, perché l'avvocato non lavora nel caso, grazie, nel 52. Vediamo un po' cosa dice Sibille per l'avvocato. Vediamo un po'. Allora, e c'è qualcuno dietro le quinte che sta facendo qualcosa che tu non vedi di nascosto per tornare indietro nel tempo. Sembra che lui voglia ricucire qualcosa. Io adesso non so la causa, ma vedo che c'è qualcuno che sta lavorando di nascosto mentre tu non te ne accorgi. Cioè, te ne accorgi che l'avvocato dormicchia un po', ma è perché qualcuno sta lavorando dietro le quinte. Vediamo un po', Vediamo un po' questo avvocato. Io non so, sembra anche qualcosa che è legato alla casa e c'è qualcosa che ti è abbattuto moralmente. Poi c'è una persona che magari era avvocato che all'inizio ha lavorato bene, cioè se si parla dell'avvocato sembra che lui nel passato abbia lavorato bene o aveva entusiasmo. Tu eri giù di morale, abbattuta, eri un pochettino, insomma, mica eri contenta, no? E sembra che da lontano, cioè sembra quasi che lui, o se è l'avvocato, ma presumo di sì, ci ha messo entusiasmo. E non so se è un avvocato vicino, però qui bisogna interpretarlo in due modi, visto che non conosco bene la situazione. Sembra quasi che lui o lo stia prendendo un po' sotto gamba la cosa, oppure una cosa da lontano. Ma nella linea presente vediamo che fondamentalmente lui cerca di fare qualcosa, comunica, no? Comunica e vedo che però non è proprio una Formula 1, forse hai avuto due avvocati, non so, però ce n'era uno nel passato che veramente era forte, no? Ma questo qui o lui è cambiato, no? O sembra che questo avvocato, no? Sia un po' debole, sia un po' debole e si fa nel suo cerchio di amicizia si fa un po' abbindolare
E adesso io non so se entra in scena una donna giovane, cioè se lui sta ascoltando una donna giovane, però io vedo, visto che non conosco nulla della tua causa, vedo una donna giovane che è entrata in scena, no? Quindi io direi che la causa è fortunata da tua parte, però questo avvocato è un po' deboluccio e vedo che attualmente, questa linea è presente, vedo che parla con tante persone, suoi colleghi, ma anche magari, ma anche bene, no? Parla bene, solo che entra in scena una donna giovane, no? Non vorrei che questa donna giovane freni. Oppure lui ha saputo cose nuove, perché la giovane fanciulla può essere intrapresa anche come una persona, come un'azione nuova. E quindi questo è presente. È per questo che lui in questo momento sembra fermo. Diciamo che ha ascoltato delle persone e ha sentito cose nuove. Nel futuro, com'è la situazione? Vediamo che lui cerca di mettere a posto in modo importante la tua causa. Non dorme questo avvocato qui nel futuro, no? E tu sei speranzosa, però, no? Qui sei speranzosa, lui ce la metterà tutta, anzi, sarà un toro, eh. Adesso nel presente sembra che sia un po' addormentato perché ha sentito qualcosa di nuovo, ma nel futuro cercherà di mettere e ci metterà tutta la forza che può per aiutarti. E tu sarai speranzosa, però vedo che ci sarà una perdita e ti vedo piangere per questa causa. Però vediamo un po' perché? Perché sarai attaccata da una situazione in modo forte, sarai attaccata. Non vorrei che sia una tua amica o qualcuna che conosci che ti ha ascoltato, che vedi, oppure potrebbe essere una soluzione che un'amica cercherà con la forza di aiutarti dall'attacco di una persona. O un amico, o potrebbe essere un avvocato donna, a questo punto magari lo cambi, perché vedi, la situazione sembra che poi tu alla fine la vinci, vedi, allegria, però ci sarà un atto di forza dovuto al fatto che tu sarai attaccata alle spalle di nascosto e entrerà in scena una, potrebbe essere un avvocato donna, potrebbe essere una persona che ti aiuta e con un atto di forza ti porterà alla vittoria. Però prima di arrivare lì, il tuo avvocato, quello che adesso attualmente sembra che dorma, darà un colpo che ti farà sembrare di vincere, ma poi ci sarà ancora un periodo, vedi, difficilissimo. Però dopo alla fine dovresti portare a casa il risultato. Certo, dovrai usare molta forza, molta energia. Non sarà una cosa facile. Andiamo avanti. La prossima domanda, vi ricordo per chi non riesco a rispondere, venerdì sera 21:30, se volete un consulto professionale, 20 euro, 45 minuti a Marietta Veneziano. Bene, andiamo avanti. Quindi Rosetta lavorerà questo avvocato e sarà anche piuttosto tenace, solo che poi sembrerà che vinci, però dopo ci sarà qualcosina che non sarà come piace a te, perché ci sarà una donna che vi attaccherà, c'è il dietro alle spalle che fa la sua entrata, e però dopo alla fine riuscirai a, come si suol dire, a vincere, perché entrerà in scena, non so se cambia avvocato, ma ci sarà una donna o un'amica o lui, diciamo così, non so se uomo o donna il tuo avvocato, che praticamente darà il colpo di grazia in modo massiccio e molto probabilmente porterà a casa il risultato. Bene, andiamo avanti. Gemma, intanto vediamo se è arrivato qualcun altro. Rosanna, ciao Rosanna, grazie di esserti unita per le domande. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' adesso la nostra Gemma. Vediamo un po'. Gemma. Buongiorno, vorrei sapere come andrà il bar che dovrei prendere con i miei figli. Gemma nel 67. Vediamo altro. Grazie. Bene. Vediamo un po' la nostra Gemma, come va il suo locale, come andrà. Bene, vediamo un po' la Gemma, cosa ci raccontano il Sibile per la Gemma. Guardate un po'. A questo punto il Marietto beve un po' di camomilla perché sono due carte che ci vuole resistenza per spiegare. Allora, cosa ci dice qua?
ci dice che la Gemma qualche lacrima l'ha dovuta tirare fuori, qualche lacrimuccia, qualche dispiacere per questo bar c'è stato, però è sorretta o è vicina a un uomo molto forte, un gran signore, una persona che vuole bene alla Gemma. E quindi lei è sorretta, però chiaramente ci sono stati momenti difficili, no? Dei momenti di lotta interiore che hanno fatto un po', tra virgolette, paura, tremare le gambette. Ma vediamo un po' questo bar quando sarà preso, come potrebbe andare. Vi ricordo che le sibille parlano sempre massimo un anno, diciamo che entro 6 mesi sono attendibili, poi dopo diventano un pochettino claudicante. Quindi vediamo un po'. Beh, vedo che ti sei dato molto da fare per questo bar, per avere il contratto. Forse era già qualcosa che anelavi nel passato, era già qualcosa che ti sarebbe piaciuto prendere, magari non quel bar lì, però era già un progetto con i tuoi figli, vedo qua che sono volonterosi i tuoi figli. Allora, il passato è ok, nel presente vedo che tu sei una donna forte, combattiva e vuoi raggiungere l'obiettivo, però attenzione perché c'è una problematica di una persona che ti dice molto probabilmente cose che non sono realistiche di quel bar lì. Cioè, qui il contratto lo vedo, però ci sarà un blocco perché ci sarà una persona che molto probabilmente cercherà di dire cose che non sono vere. E quindi cosa succederà? Vedi, qui il locale si vede, però vedi c'è del nervosismo e c'è la fortuna che sembra girare le spalle, perché vedi la fortuna è mezzo due carte estremamente negative. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il bar molto probabilmente lo prenderete, ma sicuramente quella persona che ve lo vuol cedere, non so se è lui, però c'è qualcosa che non va, vedi, anche qui la fortuna sembra che vi giri le spalle e poi vedo che o sarete gestiti male da una persona che non sa fare gli affari, è una persona non che sarete gestiti, ma entra in scena una persona che negli affari ha poco a che fare, non ha, come si dice, l'artista è sempre una persona che ha delle grandi qualità, magari anche delle potenzialità, ma a livello economico non è quadrato, è proprio una persona un po' spendaciosa, no? E questa vecchia signora potrebbe essere una donna che vi aiuta oppure qualcuno di vecchio, cioè di vostra conoscenza che cerca di aiutarvi. Il finale com'è per questo bar? Beh, io vedo il denaro e tu che vinci, no? Però non è una vittoria secca. Io vedo che la possibilità c'è, perché vi lascerà della mano in bocca sia a te che ai tuoi figli, o, insomma, sarete un attimino, cioè la situazione alla fine andrà bene, no? Però ci sono più ombre che sorrisi, c'è più, ci saranno delle guerre da vincere, perché vedi la Costanza è una donna forte, virtuosa, con tanto denaro, però lo suderete il risultato. Quindi la situazione per quel bar lì, se dovreste prenderlo, vi farà un pochettino tribulare. Adesso guardiamolo anche col pendolino. Guardiamo col pendolino cosa ci dice, se ci aiuta a capire come sarà questa acquisizione del bar se lo prendi. Beh, il pendolino è positivo, è sul buono. Alla fine, perché le sibille arrivano massimo a un anno, 6 mesi, grasso che cola, dopo chiaramente scendono come tendibilità. E il pendolino invece va più oltre, quindi se lo dovessi prendere dopo tutte le tue scorribande, freni, ripartenze, vedo che sarà una buona cosa. Vi ricordo sempre per i nuovi che si sono aggiunti, se non riesco a rispondere, domani, cioè venerdì sera alle 21:30, il canale del Legale sul tubo. Poi ci siamo anche lunedì, sempre il canale del Legale alle 21:30 e poi
chiaramente il mercoledì sera con il decano Maglietta Veneziano nel mio canale YouTube. Andiamo avanti con la prossima domandina. Quindi, Gemma, attenta, lo prenderai, però attenta a qualche falsa promessa, qualcuno che ha lucidato troppo il prodotto, ma alla fine ce la farai. Bene, salve, Mirella. Allora, no, la Milena, ecco, scusate, avevo saltato la Melania. Melania, vediamo un po' la Melania. Salve, arriverà una persona nella mia vita? Melania è dell'81. Ecco, sotto ho fatto ancora la domanda migliore. Allora, Melania non hai un uomo, sei single. Legge scritto se sei single o un uomo, perché vediamo un po'. Saluto anche Fausta, Gabriella, Donatella, Rosanna, scusate, bene, Mariana. Vediamo un po' allora la nostra Melania. Se arriverà un uomo nella sua vita, un uomo con la U maiuscola, no? Non un marietto a caso, un uomo con la U maiuscola, va bene, Melania. Arriverà l'uomo della vita, 81, giovanissima Melania. E poi dopo ci sarà Mirella. Va bene, la nostra Melania seguirà l'uomo della sua vita. E adesso la situazione, sembra che c'è stato un uomo che era vicino a te. Aspettate che bevo ancora un po' perché mi devo tirare su le pile. Scusate. Bene, allora, un uomo che ti guardava era anche molto innamorato di te, un gran signore, un uomo più grande, però sembra che poi c'è stato un cambiamento, un blocco, quindi c'era qualcuno di veramente importante, ma vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, ma guarda, io vedo che qualcuno voleva conquistarti, forse o nell'ambito lavorativo o libero professionista, vedo tanti uomini addirittura nel tuo passato, vedi? Qualcuno che ha cercato di avvicinarsi a te, adesso sembra che tu hai delle comunicazioni con qualcuno, però ti vedo malinconica, forse perché sono comunicazioni che ti sei reso conto che dice tutto contrario di tutto. Cioè, mi sembra quasi che tu hai avuto qualche buona possibilità. Ce n'era uno magari che era un libero professionista, ma un narcisista. Ce n'era uno che ha lavorato molto per conquistarti, ma poi non so se tu hai dei figli, perché c'è questa donna sposata e lui era sposato. Comunque io vedo che c'è qualche uomo che era interessato a te, ma anche adesso, solo che tu sei malinconica, perché forse nel presente o nel presente prossimo, futuro prossimo, ti renderai conto che non è realistico. Nel futuro come andrà? Io vedo che c'è un uomo che ti pensa in modo importante, vedo che non capisco bene se tu vuoi restare sua amica o lui vorrebbe avere la tua amicizia, però lui sogna di conquistarti. Però vedo, poi le sibille mi fanno vedere che nel futuro ci sarà un ritorno di una persona che tu hai già avuto come compagno, come marito, come insomma compagno. E potrebbe essere anche più giovane di te e o adesso è lontano, no? Verrà da lontano, o molto probabilmente è un compagno, oppure sono due persone, uno che ti riconquisterà e ci sarà invece una persona che viene da lontano e cercherà di conquistarti. Ma il futuro, l'esito è che è quello che conta, la fortuna, l'artista. Ecco, allora, la fortuna ti porterà a conoscere una persona che però, secondo me, non è la persona giusta, perché quando c'è l'artista viaggio e la falsità, molto probabilmente questa fortuna qui
Mm? Eh, sì, forse potrebbe essere una fortuna in quel piccolo lasso di tempo, però qui è una persona che a livello sentimentale non sa dar sentimenti e quindi ci sarà un cambiamento e dirà un sacco di bugie. Quindi che cosa le Sibille ci vogliono dire? Che c'è qualche uomo, ma più di un uomo, anche adesso tu stai parlando e forse sei innamorato di una persona, scusa, metto a favore di camera, però ti accorgerai ben presto che non è un uomo ti sta pensando, sicuramente ci sarà un ritorno nel futuro di una persona che tu, come si dice, hai già avuto, però ne entrerà in scena un altro che da lontano, che conoscerai probabilmente da lontano, ti sviolinerà e sembrerà un colpo di fortuna, però questa carta qui mi fa sembrare, questa sibilla qua non è per te. Quando esce l'artista a livello sentimentale bisogna sempre stare attenti perché ha grandi qualità, ma non è certamente un gran signore. E infatti vedi ci sono un cambiamento, falsità. Quindi l'esito ci dice che sicuramente avrai alcune, diciamo così per essere più diplomatico, alcune conoscenze importanti, ma nel periodo stretto non ci sarà proprio una persona che vale la pena impegnarsi per costruire qualcosa di serio e duraturo. Bene. Fausta, sì, no, Melania dice che sei single. Quindi Melania devi aspettare ancora un po' perché arriveranno tante persone che ti anelano, ti cercano, però ognuna mostrerà un lato che non ti piacerà e poi ci sono quelli che sperano in te, però purtroppo non te ne accorgerai. Bene, andiamo un po'. Mirella, salve, situazione economica. Mirella, lavori, sei disoccupata, puoi darmi indicazioni un po' più, un po'. Vediamo la nostra Mirella. Allora, vediamo qua la Mirella, situazione economica. Mirella, se puoi scrivermi se attualmente lavori o sei disoccupato, insomma, qualcosa che mi riesco a agganciare. Vediamo se è scritto. Lavoro. Bene, eh sì, perché sennò se escono carte di... Bene. La Mirella lavora. Vediamo un po' di situazione economica. La Mirella lavora. Vediamo un po'. Cosa possiamo vedere dalla nostra Miri. Allora, sembra che devi ricevere un'Elettra che potrà un forte cambiamento. Queste sono due carte che indicano che fra un po' dovresti avere delle informazioni, che sembra che ci sarà un cambiamento importante nel tuo lavoro. Vediamo. Allora, bene, in passato sei stata forse aiutata, però insomma vedo che effettivamente qui la carta dei sospiri, cioè hai avuto sicuramente dei momenti positivi, però ci sono più ombre sul tuo lavoro, eri un po' giù di morale, c'era un uomo che ti aiutava nella tua attività, una persona che ti voleva bene, ma poi purtroppo vedo che, insomma, quel lavoro lì sembra che lo vedi andare via, o non ti piace più, oppure non ti dà più quelle soddisfazioni di una volta. Nel presente io invece vedo che ci sono delle opportunità, però per un esame, un test, qualcosa sul lavoro, ci sarà una persona, no, che vedi, sembra con questa sibilla, che è la sibilla del dispiacere, sembra quasi che tu non stia bene sul lavoro o c'è qualcosa che effettivamente per un esame, una persona che ti giudica, però effettivamente a livello finanziario sembra che sia un colpo di fortuna, però vedo che poi piangerai perché c'è qualcuno che sembra che ti voglia giudicare. Nel futuro probabilmente o una tua collega di lavoro o qualcuna cercherà di attaccarti, però alla fine tu ne uscirai bene. Certo sta che dirà un sacco di bugie.
Poi vedo che ci sarà un contratto e nascerà una bella, nel futuro questo, eh. Quindi nel futuro tu adesso stai piangendo, c'è qualcosa che non va sul lavoro, sebbene un lavoro che dia soddisfazione, però, o potrebbe dare soddisfazione, ma c'è qualcuno proprio che ti giudica, perché sei attaccato a una donna. In futuro vedo che appunto riprenderai un po' lo slancio, anche perché la falsità può essere anche un'opportunità e vedo che ti faranno firmare un contratto e nascerà sicuramente qualcosa di buono. Poi però l'esito è, vedi, vecchia signora, c'è qualcosa da mettere a posto nel lavoro, sembra quasi o che lo termini, no? Per via di qualcuno del passato che vuole bloccarti o darti fastidio sul lavoro, perché vedi che c'è ancora qualcuno che cerca di ricucirti. Quindi, cosa dire? Sicuramente che hai una nemica sul lavoro che ti vuole fare le penne, o una donna deve essere per forza, ma poi tu dopo riuscirai a risollevarti e ti proporranno o un nuovo contratto, che sarà però un contratto soddisfacente, una persona che conosci già, che alcune volte però su questo lavoro qua ti troverai in un certo senso sola, un po', insomma ci sarà ancora qualcuno che ti dovrà dare una mano. Quindi attenzione perché sul lavoro sarai attaccato da una collega di lavoro e fra un po' riceverai delle notizie che sicuramente non sono positive, sono delle notizie un pochettino che ti daranno fastidio. Bene, andiamo a Marianna, intanto vediamo se si è aggiunto ancora qualcuno. Ah, sul lavoro è giocato tutto, grazie Mirella. Bene, vediamo un po'. La nostra Marianna vuole sapere se Umberto del 63 ritorna da me, Marianna del 67. Vediamo un po'. Vi ricordo che se non riesco a rispondere a tutti, perché ormai è un'ora che faccio Sibille, vi ricordo domani sera alle 21:30 il canale YouTube di Ildegarda, Ildegarda senza Marietto Veneziano nel canale YouTube. Bene, vediamo un po' la nostra Marianna. Se Umberto del 63 ritorna dalla Marianna del 67. Leggo un po' anche le domande, se riesco perché dopo un'ora anche le Sibille io a livello energetico mi spompo un pochino. Bene, vediamo un po' se Umberto ritorna da Marianna. Vediamo se Umberto ritorna da Marianna. Vi ricordo che se volete un consulto professionale 20 euro 45 minuti. Vediamo un po'. Marianna qua hai ricevuto delle notizie che non sono incoraggianti. Hai ricevuto delle notizie che non sono per nulla incoraggianti. Un taglio un po' impegnativo. C'è una donna che nel passato vi ha attaccato, ma sembra quasi quasi. Ma guarda, no? Le Sibille non sono poi così malaccio. Allora vedo che una donna nel passato vi ha attaccato. Lui, insomma, ha tenuto duro, via, ha tenuto duro. O c'erano più, non so, sembra quasi che c'è stato un attacco da una donna che ha voluto rovinare la vostra unione. Non so se era una donna che lui la conosceva già da tempo, però via, fra voi due, sì, fra voi due c'era questa unione, no? Questo patto, è anche un patto importante, c'era anche il sentimento nel passato, però purtroppo siete stati attaccati da una donna in segreto e non ve ne siete resi conto. Bisogna anche dire una cosa, che lui nel passato era un pochettino che pensava a se stesso, non è che pensava, classici uomini che pensano
più a sé, un narcisista in sintesi. Nel presente vedo che riceverai delle notizie di lui importanti e cercherà di comportarsi, ma quasi, cioè, adesso fammi dell'età, perché sembra quasi che entri in scena un altro uomo, qui sei un po', no, 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 esatto, è lui allora, è lui. Guarda, sembra quasi che entra in scena di nuovo lui, in un modo prepotente che ti vuole riconquistare. C'è una nuova occasione, perché il gatto alcune volte prende anche la funzione di occasione. Quindi ci sono delle nuove occasioni e sembra che lui ti voglia riconquistare o a riavvicinare, perché vedi c'è l'allegrezza di cuore e lui lavorerà per conquistarti. Poi però io vedo che ci sono dei momenti di gelosia e delle freddure. Cioè io vedo che lui cerca di riconquistarti, vorrà mettersi in contatto con te, vedi, non conoscendo bene la situazione. Si potrebbero anche leggere un'altra condizione, che lui avrà altri flirt di lontano e lavorerà sia per conquistare te, ma avere altri flirt. Infatti qui si capisce perché nasce questo gelosia, rottura. Quindi ha due strade questa interpretazione. La prima è che lui vuole riconquistarti, ritornare insieme e lavorare sodo per stare insieme a te, però succederà qualcosa poi in futuro che rovinerà tutto. E la seconda invece è che lui vuole conquistarti, ma anche altre, come si dice, amicizie, e quindi lui vuole lavorare per stare assieme a te, però purtroppo tu te ne accorgerai dopo e qui nascerà il fine mondo. Quindi queste sono due strade potenziali, visto che non conosco la situazione a dovere. Poi il finale è che, vedi, tu lo aspetterai sempre con forza, però ci saranno o dei momenti di nervosismo oppure delle situazioni, vedi, in cui lui spererà di conquistarti, ma ci saranno dei bugie. Bene, cari amici, un attimino che arrivo subito, scusate. Ok, è andato. Sì? È andato in modo. Bene, arrivo. Voilà. Scusate, ma sono dovuto andare a prendere il pacco al corriere. Quindi la situazione com'è? La situazione è che tu lo aspetterai ancora con molta forza, però ci sarà qualcuno o qualcosa che dirà cose che non sono realistiche e quindi sospirerà anche lui di tornare, ma quello che vi frenerà saranno appunto persone che si metteranno in mezzo per cercare di frenare la vostra unione. Quindi tornerà, diciamo che c'è una grande probabilità che torna, però ci sono troppi però che mi fanno dire che non sarà sicuramente una cosa tranquilla. Ci sono troppi però che fanno capire che soffrirai, soprattutto nel futuro quando lui torna,
ti renderai conto che magari ha anche altre amicizie e quindi tu spererai sempre, perché sei una donna forte, che lui torni, però c'è proprio quel grip. Adesso invece sembra che lui voglia, però nel futuro prossimo ci saranno delle circostanze che, insomma, sarà dura, eh. Bene, andiamo avanti. Rosanna. Buongiorno, vorrei sapere se il mio compagno dell'83, il mio Catello, scusa, allora, si chiama Catello il tuo compagno, o Rosanna? È giusto? Fammi un po' vedere se l'hai scritto sotto. Mhm. Allora, Rosanna, mi devi scrivere se sei ancora collegata, se si chiama Catello. Non so se l'ha scritto. Catello, C.A. Catello, sì, Catello, perfetto. Allora, vediamo un po' se il suo compagno, la nostra amicizia Catello, telefono, ha dei contatti, allora, chiama un numero che so e che è una donna che rapporta. Ah, vuoi sapere che tipo di contatti ha con questa signora qua? Tu sei dell'81, lui dell'83. Bene. Insomma, stiamo facendo una maratona di sibille, Bene, vediamo un po' che rapporti ha Catello con questa chiamata, E hai ragione, Hai ragione te. Il nostro Catello chiama, però il nostro Catello è anche un tipo un po' narcisista. È un tipo che chiama, è un tipo che gli piace più prendere a livello sentimentale che dare. È un tipo che non è proprio, insomma, lui chiama, molto entusiasmo a chiamare questa donna, però è un tipo che attende, diciamo così. Ma vediamo un po', il taglio dice queste cose qua. Vediamo un po' con questa donna cosa c'è. O come andrà a finire. E questa donna spera in lui, spera in lui. Vedo che ci sono stati molti messaggi nel passato. Nel passato, Rosanna, nel passato qua io vedo che c'è stata molta, vedi, amore, messaggi, fortuna, flirt, casa. Insomma, nel passato effettivamente qualcosa di importante c'è stato, non è solo stata una telefonata di cortesia. Nel presente vedo che lui cerca qualcosa di più, vedi? O entra in scena un altro uomo, ma vedo che lui cerca qualcosa di più, però ci sarà una freddura. Tra un po' la cosa finisce lì. Perché lui tenta, fammi vedere un po' il mio compagno, perché lui mi sa, o lei è sposata, no? E lei la vede che è sposata, o voi avete dei figli, però c'è una donna sposata che entra in scena, che se non sei tu che hai dei figli è lei, no? E allora qui la situazione è che lui forse si ferma perché si rende conto o lei è sposata, che ha dei figli, o entra in scena un'altra donna sposata, oppure no, lui vede un'altra donna più giovane. Magari è la figlia di questa signora qua, non si sa, adesso perché io non conosco la situazione, però vedo che adesso lui tenterà qualcosa di più forte, no? Però ci sarà un gelo per gelosia, perdita di soldi, insomma a un certo punto si bloccherà tutto nel presente, nel futuro prossimo, e lui comincerà o a guardare una donna sposata o si renderà conto che questa donna è sposata, oppure no, vedo che lui guarda anche un'altra, o entra in scena una donna giovane e quindi lascerà stare questo numero di telefono. Insomma, la situazione è aperta a varie possibilità. Vedo anche che lui è spiato, può essere anche che questa donna che lui telefoni è sposata e suo marito lo sta spiando. Potrebbe essere anche che questa donna ha dei figli o una figlia che lo spiano e dice cose da lontano che non sono vere. Quindi
con questa donna effettivamente nel passato c'è stato qualcosa di importante, lui vorrebbe in un certo senso apparire come un gran signore, ma la cosa si bloccherà lì. E lui vedo che sta guardando ancora o un'altra donna sposata, o questa donna è sposata, oppure ha dei figli. Insomma, c'è un'altra donna nel futuro prossimo che entra in scena con dei figli. E vedo che c'è anche una donna più giovane che entra nel suo radar. Vedo però che lo spiano. E chi lo spia, quest'uomo qua, il tuo compagno, dice cose che non sono vere. Come andrà a finire con questa donna qua? Io vedo che ci sarà qualcosa che loro devono mettere a posto, avranno sicuramente delle conversazioni importanti, no? Magari nel cerchio della vostra amicizia, no? E vedo che lei spererà che lui ritorni. Quindi sembra quasi che qui ci sia una rottura e poi vedo nel futuro delle problematiche con una donna che ha dei figli e poi entra in scena anche una donna più giovane che non potrebbe essere la figlia di questo, oppure sua figlia, io adesso non conosco. Ci sono delle situazioni che fanno capire che la cosa poi si romperà e che ci sono persone che li spiano e in più, come nel finale, vedo che c'è da mettere a posto, loro metteranno qualcosa a posto, parleranno e lei sarà ancora in un certo senso speranzosa che lui torni, perché la domanda era fra loro due, no? E per questo ho fatto questa. In fondo, sì, Rosanna, purtroppo con Catello il problema è che nel passato sicuramente c'è stato qualcosa di importante e nel futuro però sembra che la cosa si sgretoli un po'. Vediamo un po'. Ecco, se in fase di separazione io lo spio. Esatto, sì. Ma è così, e allora è così. E lì è una situazione difficile. Non, perché c'è diritto a una sola domanda, se no si poteva andare a indagare anche oltre. Bene, Donatella, buongiorno, sono Donatella, è nata al 60, vorrei sapere se ci sarà un ritorno mio marito. Amici, dopo Donatella io purtroppo mi devo fermare perché è già più di un'ora e un quarto che faccio Sibille e dovevamo mangiare. Comunque vi ricordo domani sera alle 21:30 canale di Padre. Donatella del 60, vorrei sapere se ci sarà un ritorno di mio marito Franco 64. Grazie cuore per la tua disponibilità. Bene, l'ultima domanda a Donatella. Ora, scusate, devo rifare perché mi è caduto. Donatella, vediamo se c'è ritorno. E stai lavorando molto, ci credi molto, ma non so se è una figlia o qualcosa di nuovo, però tuo marito o voi due potrebbe essere una figlia o qualcosa di nuovo e si vede che tu stai lavorando o ti stai impegnando per un ritorno. Vediamo un po'. E guarda, tu sei una donna forte, c'è stato del gelo fra te e tuo marito nel passato, lui che cercava di risolvere questa situazione, anzi nel passato fondamentalmente non era male la situazione, però c'è stato del gelo, non so, sembra che lui in fondo stava bene dove stava, no? O diciamo cercava di fare le cose in modo insomma sostenibile. Nel presente tu speri che lui torni, vedi la matrice è sempre una che spera che tu